Euroregione News. Matteo Salvini nel Medio Friuli. Il segretario nazionale della Lega Nord ed europarlamentare ha incontrato gli elettori per la candidatura di Marchetti sindaco e della lista della Lega a Codroipo. Per confermare buone amministrazioni e soprattutto dire i no che occorre dire alle Serracchiani, ai Renzi di turno. Prima la nostra gente, prima i friulani, prima gli italiani. Se chiedono di ospitare a dei sindaci di centrodestra decine di clandestini, laddove c'è un sindaco sostenuto dalla Lega, la risposta è no, 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 prima gli italiani. Un referendum che cancella qualsiasi tipo di autonomia, di libertà di scelta, che lascia gli italiani schiavi dell'Europa, dell'euro, della Merkel, delle banche, che lascia liberi i parlamentari di cambiare partito ogni quarto d'ora senza dimettersi, quindi l'unica scelta libera delle persone libere sarà votare no, anche per mandare a casa Renzi. Renzi ormai è un professionista delle marce indietro, dichiara, poi smentisce, dichiara, poi smentisce. Se gli italiani bocciano la pessima riforma sua di Alfano e di Verdini il 4 dicembre è finita. Per Renzi è finita e finalmente si torna a votare, si torna a respirare. Per il momento per raccattar voti in Friuli, a Trento, a Bolzano, dicono non tocco queste autonomie, ma è chiaro che se Renzi va in giro per l'Italia dicendo le regioni non conteranno più niente, i comuni non conteranno più niente, la prossima a saltare è l'autonomia del Friuli Venezia Giulia, non occorre uno scienziato per intuirlo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.